progetto della sperimentazione del grano tenero. Il progetto si chiama Progetto Soliban, che è un giovane, adesso non è più giovane, 76 anni, genetista, ha sperimentato in Siria, sperimentando queste varietà di grani teneri al limite dei terreni quasi al limite dell'agricoltura, al limite del deserto, quindi è riuscito a mettere a punto questa varietà di questa popolazione di grano tenero, che sono circa 10-11 varietà di grano tenero, e noi lo stiamo sperimentando nel Sulcis. Anzi, devo dire che in tutta la Sardegna si sta sviluppando. Qui siamo su un campo di grano a Calasetta, in Sardegna. Questo è un tipo di grano abbastanza insolito, è stato costituito nel 2009 in Siria, mescolando 2000 tipi diversi di frumento tenero. È arrivato in Italia nel 2010, ha cominciato a diffondersi e corrisponde in un certo senso al concetto della riduzione del rischio con un portafoglio finanziario diversificato. Applicato alle piante, questo potrebbe definirsi un portafoglio vegetale, nel senso che con tutta questa diversità, voi vedete ci sono piante alte, piante basse, spighe di diverso tipo, questo significa che in un anno alcune di queste piante andranno molto bene, in un altro anno ce ne saranno altre, per cui questo assicura una straordinaria costanza di produzioni da un anno all'altro. E in un periodo in cui il clima cambia così rapidamente da un anno all'altro, questo è un grosso vantaggio soprattutto per gli agricoltori. Ma questo frumento ha anche altri vantaggi. Trasformato in pane, qui parliamo di frumento tenero, trasformato in pane, da un pane che può essere consumato dalle persone sensibili al glutine, pur contenendo glutine, probabilmente perché in realtà contiene una mescolanza di tantissime molecole diverse di glutine, nessuna delle quali è in quantità sufficiente per scatenare la reazione allergica, ma anche un pane di straordinario profumo e sapore, ed è un pane che dura 5-6 giorni, per cui pur costando più del pane commerciale, in realtà è un ottimo investimento da parte del consumatore, perché il pane commerciale dopo un giorno o due bisogna buttarlo, questo anche se costa di più dura tranquillamente per 5-6 giorni. È straordinariamente digeribile, per cui anche in altre regioni d'Italia stanno sorgendo forni che stanno avendo molto successo, e speriamo che questo possa succedere anche in Sardegna. Quindi abbiamo proseguito con le sue indicazioni e il cibo è salute, il grano è salute, le farine, il pane, chiaramente fate in un certo modo, quindi coltivate in un certo modo, le popolazioni, i miscugli sono quelle che